A 4 mesi di distanza dalla firma del protocollo d'intesa del piano di rilancio del Nuorese sono perse le tracce nei meandri della burocrazia regionale, un'iniziativa per la quale la Giunta regionale ha stanziato 81 milioni di euro che avrebbero dovuto finanziare i progetti elaborati dal tavolo di partenariato su 5 ambiti principali, ma che sembra sparito nel nulla. Ai mesi di ritardo accumulati nel corso dei lavori del tavolo di partenariato guidato dalla Regione, se ne stanno accumulando altri che rischiano di vanificare tutto. Il 15 luglio, in occasione della firma del protocollo d'intesa da parte del Presidente della Regione Francesco Pigliaro e dell'allora Commissario straordinario della provincia di Nuoro Alessandra Pistis, era stato assicurato che i bandi per il progetto sarebbero stati pubblicati a ottobre. Ma questo mese è passato senza che si sia mossa foglia e la paura delle associazioni di categoria che hanno promosso questa iniziativa e hanno investito tempo e risorse umane è che tutto finisca in una bolla di sapone. Una delle tante che in questi anni le amministrazioni regionali di turno hanno presentato a Nuorese per lenirne il grido di dolore e per tenere viva almeno la speranza in un domani migliore. Ma dopo aver atteso invano dei mesi, il tavolo delle associazioni delle imprese del Nuorese ha deciso di vederci chiaro e per domani ha convocato una conferenza stampa nella sede della Confindustria. Questo al fine di chiedere conto alla Giunta regionale di questi ritardi che rischiano di diventare un boomerang, l'ennesima occasione mancata per far uscire la Sardegna centrale dalla crisi e dalla condizione di svantaggio che ha accumulato in questi anni rispetto ad altri territori dell'isola.